Sassirè parte da una constatazione, un'idea di rivoluzione culturale dal basso, ovvero sia di presa di coscienza, di coinvolgimento nella consapevolezza di quello che ci sta accadendo da parte di tutti, ma nella voglia di trovare ovviamente un futuro a questa realtà. Sassari è una città che è stata all'avanguardia e lo ha dimostrato in tutto e per tutto, ma ha perso la capacità di pensare, ha perso soprattutto forse la cosa più importante, è la capacità di dialogo. Quello che ha dato sempre la forza è stato il confronto, che è quello che noi cerchiamo oggi. La politica è diventata più una tecnica del potere, più una maniera per conquistare un prestigio, per avere uno status simbolo che arricchisce i già ricchi. Non si carica più le esigenze collettive del popolo e di quelli che uno rappresenta, ma si pone soprattutto il problema del proprio interesse. Questa è la centralità. Lavorare per includere. Lavorare per legittimare, per liberare, per emancipare, per aprire nuovi spazi, per aprire nuovi territori, per avviare una democrazia sempre più ampia, sempre più forte, sempre più partecipata. Che senso ha un centro statico?